Come già vi ho anticipato poco fa, l'appuntamento con il presidente della regione Veneto è anticipato di una decina di minuti. Naturalmente sapete, il nostro presidente va sempre in onda in diretta, di conseguenza noi parliamo in diretta di tutte le cose dell'attualità che interessano la regione e anche gli argomenti che escono dai nostri ascoltatori. Buongiorno a Luca Zaia. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Beh, lei sa, ormai è di famiglia perché è qui ogni settimana, quindi e poi i nostri ascoltatori sono sempre molto attenti a quello che dice lei, sia quelli che stanno da una parte che quelli che stanno dall'altra. Di conseguenza è importante poi avere anche un riscontro. Poi ci chiedono anche, a volte provano a mettersi in contatto con lei in regione. Lei spesso ha lasciato anche l'indirizzo mail, comunque sappiamo non si può rispondere a tutti, in ogni caso ci sarà sempre la possibilità di scrivere naturalmente al suo indirizzo email che si trova sul sito. Invece le do solo un dato che ho scoperto anch'io ieri: 748 mail al giorno. Al giorno? Ecco. No, lo dico per i cittadini che pensano che magari ci sia qualcuno che sta lì a menarsi i pollici. 750 mail, solo una giornata campione da una dimensione di cosa arriva. Ecco, quindi insomma lei in linea di massima cerca di rispondere a tutti, noi lo sappiamo perché abbiamo dei riscontri anche positivi, cioè ci sono anche quelli che dicono no, non ci risponde, ma ci sono molti invece che dicono ci risponde, quindi insomma ci vuole un po' di fortuna anche lì, insomma, ecco. Invece io le volevo, l'argomento proprio che ha tenuto banco con i giornali, con i direttori dei giornali, con gli ascoltatori questa settimana è questo prefetto di Treviso che ha detto ai profughi dopo aver preso le impronte: adesso disperdetevi. Ma a che punto siamo arrivati? Perché oltretutto lei l'ha difeso il prefetto, da quello che ho capito. Guardi, il prefetto incarna il sentiment dei territori. Noi abbiamo avuto già un invio in questo ultimo anno di circa 2000 profughi. Altri 6.000 sono degli autentici fantasmi che sono transitati per il Veneto e non sappiamo che fine hanno fatto. Però dobbiamo anche ricordare che il Veneto è la quarta regione d'Italia per numero di profughi, di immigrati presenti, con 514.000. Per cui quando si dice il Veneto ha già dato, ma noi non abbiamo più spazi per questa ospitalità. Lo dice il Presidente della Regione da sempre, lo dicono i sindaci da destra e a sinistra, lo dicono i prefetti. Roma si mette il cuore in pace. Ecco. Io dico che noi stiamo pagando i danni di scelte sbagliate, una per tutte. Hanno deciso di bombardare la Libia e fare quello che è accaduto. Andiamo a presentare il conto adesso ai francesi. Questo è quello che dobbiamo fare. Infatti, o agli olandesi, come nel caso di quello che è successo a Roma. Invece lei ha parlato di danni e di Roma. Effettivamente quello che è successo a Roma è una cosa grave. Che cosa ne pensa? Guardi, farò una maglietta con su scritto Gesù Manganello, cioè io sono il manganello, perché idealmente avrei voluto averne uno in mano. Io non sono un violento, ma come si fa a fare una roba del genere? Io ho seguito tutto il restauro di quella fontana, è la fontana del Bernini. Il restauro, i cittadini non lo sanno, sarà stato ultimato penso un paio di mesi fa a Papa Grande. Poco fa, sì. Cioè, questi hanno distrutto un'opera d'arte italiana, hanno distrutto una piazza, hanno picchiato poliziotti, hanno distrutto moto, macchine. Ma i manganellate che hanno preso sono sempre poche. Cioè, noi dobbiamo dare carta bianca ai poliziotti con i manganelli, perché sta gentaglia qua va solo che sistemata. Prima manganelli e poi si portano in galera. Guardate che queste scene qua non possiamo accettarle. Guardi, e io lo dico, c'è una persona che ha fatto l'obiettore di coscienza, che è pacifista, però è inammissibile. Lei sta dicendo che ce l'ho, insomma, ecco questo. Io sto dicendo che faccio i complimenti alle forze di polizia per quello che hanno fatto. Il manganello, se potevano, lo usavano anche di più e avrebbero avuto l'autorizzazione e il supporto e la condivisione di tutti i cittadini. È scandaloso quello che abbiamo visto. Beh, comunque è stato chiaro. Grazie a Luca Zaia, buona giornata, grazie a voi. Buon lavoro. Tutto compreso, per dirla tutta.